L'Istituto Alberghiero Alfredo Beltrame sarà il tuo compagno di viaggio nel tuo percorso di crescita personale e professionale. Una scuola incredibile, aperta al territorio, concepita come laboratorio di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica. Con un'offerta formativa sorprendente che affianca una preparazione culturale e teorico-professionale ad attività pratiche e tirocini in Italia e all'estero. Senza contare che si impara e nello svolgere le attività ci si diverte molto. L'Ipsar Beltrame ti lancerà nel mondo del lavoro, della carriera universitaria, dell'imprenditoria. In altre parole, sarà il propulsore per il tuo futuro. Il video che segue è una sintesi dell'avventura formativa di alcuni studenti dell'Istituto Beltrame. Tratto da una storia vera. Sei pronto ad affrontare questa nuova esperienza? A piccoli passi entrerai nel mondo della ristorazione. Affronterai i grandi temi della cucina del territorio, dalle lavorazioni di base alle carni al pesce, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. Potrai approfondire le tue conoscenze in pasticceria e gelateria attraverso l'elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali ed internazionali, utilizzando tecniche tradizionali ed innovative. Imparerai a studiare ogni ricetta sotto il profilo economico attraverso il calcolo del food cost, curandone anche il profilo nutrizionale. L'ultimo anno rappresenterà il momento di raccordo di tutte le competenze acquisite. Con il supporto dei docenti progetterai il tuo laboratorio, definendone il layout in tutti i suoi aspetti, e imparerai a gestire un evento partendo dai processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita, in un'ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell'innovazione, con un'attenzione alla formula delivery sempre più richiesta dal mercato. A quel punto sarai pronto per fare il tuo ingresso nel mondo del lavoro o iniziare la tua carriera universitaria. Il tuo percorso formativo inizierà con lo studio approfondito di tutta la strumentazione di lavoro della sala e del bar e delle regole fondamentali per lavorare in sicurezza e nel rispetto delle normative di igiene. Avrai modo, anche grazie al nostro bar interno aperto al pubblico, di apprendere tutte le basi della caffetteria contemporanea, della preparazione e del servizio di bevande alcoliche ed analcoliche, spremute ed estratti, snack e piatti veloci, ma soprattutto di sperimentare il contatto e la relazione con il pubblico. Imparerai a preparare la sala per accogliere i clienti, studiare le diverse mise en place, dalle più semplici alle più complesse e di differenti stili di servizio.
Allo studio dei vini, della loro storia e composizione si affiancheranno le attività di degustazione, servizio e soprattutto abbinamento delle diverse pietanze con il vino più adatto. Sperimenterai le tecniche di proposta del menù al cliente, di storytelling dei prodotti del territorio, con particolare attenzione agli allergeni, e le differenti preparazioni e presentazioni dei piatti in sala, compreso il servizio alla lampada. Ti metterai alla prova con la preparazione di cocktail elaborati ed infine, anche grazie all'esperienza maturata durante i tirocini, avrai la possibilità di misurarti in attività di progettazione individuale e di gruppo di un grande evento del quale dovrai riuscire a coordinare e gestire tutte le fasi. Sarai pronto a quel punto per fare il tuo ingresso nel mondo del lavoro, dell'imprenditoria o per proseguire con la tua carriera universitaria. Durante questo incredibile percorso formativo imparerai tutte le attività di gestione di un albergo, occupandoti sia della parte commerciale che operativa dell'esperienza di ospitalità. Sarai in grado di gestire l'ospite nazionale o internazionale, dalla prenotazione telefonica alla prima accoglienza, fino alla gestione delle sue richieste durante il soggiorno. La capacità di organizzazione efficace del tempo libero dell'ospite, che ti porterà a lavorare con successo negli alberghi di tutto il mondo, inizia dallo studio e dalla conoscenza del patrimonio artistico, culturale e sportivo del territorio dove lavorerai. Imparerai a creare pacchetti turistici personalizzati da accompagnare al servizio di alloggio con attività esperienziali in grado di rendere la vacanza dell'ospite indimenticabile, esplorando gli aspetti legati al digital marketing e all'emotional marketing. Infine imparerai a ideare e realizzare eventi enogastronomici e culturali, perfezionando le tue capacità di lavorare in squadra, di problem solving e, attraverso competenze in ambito logistico e organizzativo, sperimenterai la progettazione, l'organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni fieristiche. Se ti piace l'idea di lavorare costantemente a contatto con il pubblico, sia italiano che internazionale, se hai una predisposizione per il lavoro di gruppo, interesse e curiosità verso arte, comunicazione e creatività, questo è il percorso adatto a te, al termine del quale sarai pronto ad entrare nel mondo del lavoro o proseguire la tua carriera universitaria.
La prima competenza che raggiungerai sarà quella di saper predisporre e curare i tuoi spazi di lavoro e quelli dei tuoi colleghi, per lavorare in un ambiente pulito e sicuro. Imparerai a scegliere e preparare le materie prime, con particolare attenzione a quelle del nostro territorio, considerando la stagionalità dei prodotti, l'accostamento di sapori e colori, le corrette modalità di conservazione degli alimenti freschi e semilavorati e la gestione del magazzino. Collaborando e confrontandoti con i tuoi colleghi, preparerai piatti appetitosi e nutrizionalmente corretti, in modo da far fronte alle innumerevoli esigenze e problematiche, anche di salute, della clientela moderna. Grande attenzione sarà data alla formazione sull'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari più moderni, necessari alle varie fasi di produzione di grandi quantità di alimenti. Potrai sviluppare la tua manualità nella preparazione delle pietanze dolci e salate e anche in grandi quantitativi, lavorando con precisione e attenzione ai dettagli, tenendo sempre in considerazione le fondamentali norme igieniche e di corretto comportamento sul luogo di lavoro. Seguendo questo percorso diventerai un operatore per la preparazione dei piatti che, sotto la supervisione dello chef, sarà in grado di operare in cucina seguendo tutte le fasi della creazione delle pietanze. Sei pronto ad entrare nel corso di addetto alla preparazione pasti?